Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti e i nostri approfondimenti. È un periodo che ci dedichiamo a parlare in modo approfondito delle varie questioni che riguardano il settore immobiliare e delle costruzioni. Non lo facciamo così casualmente perché è un argomento estremamente importante. Quando parliamo di case sono investimenti molte volte per la vita e quindi è importante capire anche come le nostre abitazioni seguono l'innovazione, seguono lo sviluppo tecnologico, possono farlo, cosa è cambiato nel settore dell'edilizia e se una persona deve pensare, uno di voi deve pensare, perché no, di comprare un immobile con delle nuove, attuato con nuove procedure, sapere di che cosa si tratta. Parliamo con un'azienda che ha una storia nel nostro territorio, molto veneta, si chiama Rexpol. Parliamo di un materiale che viene impiegato, materiale innovativo, che ha delle grandi performance e che dà dei risultati straordinari, non soltanto per quel che riguarda il rispetto dell'ambiente, ma anche i risultati in termini di abitabilità, di comfort abitativo, di risparmio energetico e tanto altro ancora. Ve l'abbiamo già fatta conoscere, ma in un altro nostro format televisivo. Questa volta è qui con noi anche il fondatore e allora parliamo di Rexpol, Rexpol Group. Ben arrivati i nostri ospiti, Romeo Tonello, fondatore, grazie Presidente, grazie di essere qui con noi, ci fa molto piacere. Arianna Tonello, amministratore delegato a Rexpol Group, ben ritrovata, grazie anche a lei. Alessandro Iughe, responsabile della comunicazione e marketing Rexpol Group, grazie anche a lei. A cui dedicheremo appunto la parte più ambientale. Io direi di incominciare subito da lei, Presidente, perché Rexpol si è affermata con il tempo, sta crescendo tantissimo come realtà, poi vedremo dietro le quinte cosa vuol dire crescere, ma da che cosa ha avuto origine il tutto? E quindi lei è da 50 e più anni che ha creato questa azienda. Oltre 50 anni, sì. Oltre 50 anni. Quindi risaliamo a che anni? All'anno del 1966. Mamma. 1966. 1966. Allora, 1966 si costruiva coi mattoni. Sì. Ma lei che cosa faceva in quel periodo? Allora, in quel periodo io mi avevo da poco diplomato e ero entrato nell'attività lavorativa come tecnico su aziende che di polistirolo a quel tempo non se ne parlava, di isolamento non se ne parlava. Ed ero entrato in un'azienda che faceva imballaggi di cartone. Imballaggi di cartone che a quel tempo lì era l'unico sistema per imballare elettrodomestici, ceramiche, vetro e quant'altro. Però il cartone non dava la protezione all'urto dell'oggetto. E quindi allora già si stava pensando, molte aziende, di trovare altre soluzioni per questo tipo di imballo e di protezione. E diciamo che in quel periodo è nato e si è sviluppato un brevetto in Germania che partiva da una resina espandibile che si chiamava polistirene. Questa resina che noi lo conosciamo, è entrato in Italia col nome polistirolo, ma tecnicamente si chiama polistirene espandibile. Questa resina aveva dei grandi vantaggi nel settore dell'imballo, perché era facile modellare, stampare, quindi adattarsi all'oggetto e nel contempo proteggerlo perché aveva una certa resistenza meccanica. Poi si sono accorti che non era soltanto un prodotto da imballo, ma aveva anche un potere isolante molto importante. Perché? Perché il materiale era composto dal 98% di aria ferma. L'aria ferma è un ottimo isolante ed è ecologico perché parliamo di aria. Soltanto il 2% del prodotto era costituito da materia solida. A lei quindi è incuriosito subito questo nuovo materiale? Mi sono incuriosito e per questo, molto giovane, sono andato in Germania, dove è nato il prodotto, per capirlo, come si produceva, le caratteristiche di questo prodotto. Dopo questa esperienza che è durata una settimana, due, affiancato da tecnici importanti, perché in Germania già allora c'era una grossa specializzazione nella produzione, nell'industria. Non è che un ingegnere come in Italia sa fare tante cose, lì un ingegnere faceva solo una cosa. Sì.
E quindi quindi il cast che mi sopportava nelle lezioni era formato da 5 ingegneri, meccanici, fisici, matematici, chimici. Ma questa non era la sua azienda, lei no, era... sono andato a titolo personale. A titolo personale. Io non avevo fatto niente, avevo visto l'obiettivo, questo nuovo prodotto, mi ero interessato anche perché avevo degli interessi sull'imballaggio, su questa azienda, certo, che io operavo nell'imballaggio, sono andato lì. Se l'è portato in Italia? E l'ho portato in Italia. Tu pensa che allora in Italia c'era un'unica azienda che produceva polistirolo, e non ti dico come produceva, cioè non c'erano macchine, non c'era niente. Okay. Quando sono rientrato in Italia si doveva produrre le macchine, inventare le macchine per trasformare questa perla che veniva dalla Germania. Queste erano palline praticamente, una specie di sale. Un sale, come dalla regia come abbiamo anche un video dove esce questa specie di sale scuro. E a Bergamo Alta, c'era un'industria metalmeccanica che era un'industria bellica, che allora facevano gli aerei Caproni della seconda guerra mondiale. Bergamo Alta. Boh. E lì, finita la guerra, però hanno pensato bene di riconvertirla, e un reparto di questi è partito pensando di fare macchine per il polistirolo. Sono venuto a conoscenza della mia persona e mi hanno chiamato perché potessi prestare loro supporto tecnico per la costruzione di queste macchine. Finita questa fase della mia esperienza, giovinezza, diciamo, 2 anni è durata. Ho fatto un'azienda nel Polesine. Quindi lei mette in piedi la prima azienda? Che non era mia. Che non era sua, però qualcosa c'è stato, i primordi. Primordi. Questa azienda praticamente era stata fatta da mio cognato, che aveva le scatole di cartone, e mi ha dato il compito di produrre e gestire questa nuova azienda nel Polesine. Ok? E da là che come da lì è dura ancora. Arriviamo più. Ancora dura. Da lì una grossa azienda mi ha chiamato in Emilia, facendomi anche delle proposte commerciali importanti, per costruire, credo che sia stato il più grosso impianto di produzione di polistirolo in Italia. A Reggio Emilia. Ok. E lì era specializzata nel settore del polistirolo. Quindi ci avviciniamo sempre di più al polistirolo. Lì ho fatto questa azienda con macchine, non avevo problemi economici di acquistare macchine, di fare investimenti, lì proprio c'erano soldi, tutto quello che io volevo mi veniva dato. Okay. E quindi è nata questa azienda che nell'arco di 2 o 3 anni l'ho messa a regime. L'accordo con questa azienda era quello che io avrei voluto ritornare nel Veneto, perché lavorare in Emilia, a Bibbiano, dove c'era questa azienda, ero lontano da casa, dai miei interessi, ho preferito, nel contratto era quello che la fanno avvicinare. Quindi. Di farla avvicinare. E ho lavorato per 2 anni, 1 anno e mezzo, 2, come commerciale per proporre la vendita di questi imballi di polistirolo, che allora erano di vassoietti per i supermercati, per l'imballo dell'ortofrutta, mele, pere e quant'altro. Ed è stata un'esperienza veramente importante. I numeri che allora si parlavano erano di milioni di pezzi, perché si cominciava a confezionare nelle GDO, nella grande distribuzione, la frutta. E quindi che anni erano, Rianna? E sta parlando degli anni 70 più o meno, perché l'azienda anche un periodo di grande crescita industriale, sviluppo. Mamma mia, ok. Dopo questo periodo dove che ho acquisito sia competenze tecniche del polistirolo, perché già le avevo, e anche quelle competenze commerciali che a me mancavano, ho fatto il passo decisivo, senza soldi, senza conoscenza, senza aiuto di nessuno, e ho iniziato a fare l'imprenditore su un'azienda a Piombino d'Ese, che era un ex laboratorio di pelle, aveva 300 metri quadri, mi sono portato avanti 2 operai e siamo partiti da lì. E lì passo dopo passo siamo cresciuti. Cresciuti in che maniera? Cresciuti con l'idea e la produzione sempre di nuovi prodotti.
A quei tempi lì c'era bisogno di tutto, l'imballo non era all'altezza, l'isolante non si sapeva cosa c'erano. Tutto quello che si inventava si vendeva. Era un paradiso per i produttori allora. Cioè, sembra un mondo di sogni, magari. Era un paradiso. Mi ricordo che a quei tempi il mio primo business, sai qual è stato? Raccogliere gli scarti di polistirolo che venivano buttati in discarica perché lì cominciavano a nascere le prime scatole, eccetera. La gente mi pagava questi scarti di polistirolo che io li potevo ritirare. Da questi scarti di polistirolo ho inventato una macchinina da 5 franchi, un soldo, che tagliava tutti i pezzettini, cubettini da questi pezzi qua. E questi cubettini servivano per l'imballaggio e sostituivano la paglia nell'imballo delle ceramiche, dei vetri di Murano e quant'altro. Un business della Madonna. Allora, Presidente... Questo è stato il primo business dell'imballaggio. Cioè, con questo entusiasmo, in questo periodo in cui qualsiasi cosa andava bene, perché effettivamente risponde al grande boom del nord-est, del Veneto. 60, sì. Azienda artigiana? Artigiana sicuramente. Quindi pochissimi dipendenti, lei e sua Allora moglie sono partito, dentro. come ripeto, con 2 dipendenti. L'azienda l'avevo per necessità intestata a mia mamma. Poi quando l'azienda è cresciuta, eccetera, che ha preso forma, eccetera, dall'APE, che era lavorazione artigianale polistirolo espanso, 1972, è nata la Rexpo, e Rexpo lì poi ha seguito tutto uno sviluppo industriale che oggi praticamente ha 35.000, 38.000 metri quadri di capannone. Aspetta. E con oltre 100 dipendenti. Secondo lei, e quindi qui c'è appunto sua figlia, poi insomma ci sono generazioni a venire, il segreto di questo successo, perché poi come abbiamo visto anche dai video e dalle immagini, adesso è un'azienda di successo, si sta espandendo con delle grandi progettualità, dove sta? Qual è stato il quid? Lasciamo stare il periodo che indubbiamente ha aiutato, adesso burocrazia, costi, è una roba mostruosa. Allora, era la fantasia, perché senza fantasia in questo settore non si fa, è l'innovazione. Cioè, il mercato è una brutta bestia, ti chiede di problemi, ti espone delle necessità, tu le devi recepire e con fantasia, risolverle. Io mi ricordo che quando sono partiti i primi prodotti, erano degli accoppiati di polistirolo con guaina, l'abbiamo anche brevettato, l'abbiamo chiamato Rex Coppo, il quale prodotto svolgeva un compito di isolamento, di impermeabilizzazione e di copertura. E lo slogan nostro era un solo prodotto, una sola posa per tante necessità. Quindi, e questo... Ma eravate già all'avanguardia allora? Ma sì, ma di brevetti io ne ho in cassetto oltre 40. Mamma mia! Una marea di brevetti. Poi molti brevetti, sai, a me quando viene brevetto tutto, poi non li sfrutto, li metto nel cassetto, però vengono buoni. Hai detto una cosa importante, brevetta tutto. Questa è un'altra cosa che insegnano sempre. Tutto brevettato. E quindi, ripeto, alcuni brevetti che sono dormienti sicuramente verranno buoni. Se lei dovesse dare un consiglio, da più di 50 anni di esperienza, alle nuove generazioni che si cimentano, quindi anche eventualmente sua figlia, però prende in mano una realtà già avviata, però tanti che vorrebbero fare un'esperienza come la sua, che cosa sentirebbe di consigliare? Allora, 2 cose. Prima di tutto, il futuro e lo sviluppo sono nelle mani di questi giovani, che devono innanzitutto mai dimenticare il passato. Il passato per loro è la fondamenta dove far crescere il loro futuro. Quindi dal passato al futuro, ma non devono rinnegare il passato. Con questo non essere legati al passato, devono migliorare, però quello che è stato fatto non lo possono dimenticare. E quindi studiare anche. E quindi studiare e quindi innovare. Poi ci vuole anche capacità e spirito di sacrificio, perché il lavoro
non è una cosa semplice e facile. Noi della nostra generazione siamo nati col sacrificio, abbiamo sempre sacrificato, abbiamo sacrificato noi, la nostra famiglia, eccetera. I nostri figli adesso, quando si parla di sacrificio, qualcosa alzano e dicono, beh, hai sacrificato tu, perché devo sacrificare anch'io. Non è tanto il sacrificio fisico, ma il sacrificio mentale, l'impegno, la voglia di entrare, la voglia di creare. Chiaro. E questo è qualcosa che io dico sempre ai nostri giovani: non accontentatevi dove siete arrivati, ma cercate sempre di trovare qualcosa in più, motivi per andare avanti, se no la vita e il lavoro diventano monotono. Grazie, e tanta passione, la ringrazio, andiamo in pubblicità, tanta passione, facciamo tesoro delle parole del Presidente, perché effettivamente fanno anche riflettere su tante opportunità che ci possono essere, che a volte non si colgono e si scappa da altre realtà perché i problemi in Italia ci sono, immagino che adesso voi attualmente li affrontiate. Qualche secondo di pubblicità, poi torniamo insieme perché la storia è iniziata e continua. Eccoci telespettatori, siamo ritornati con i nostri ospiti, stiamo parlando di novità tecnologiche importantissime per il mondo dell'edilizia, un'azienda storica, più di 50 anni nel nord-est, nell'area del Padovano, Veneziano, insomma in questo territorio qua. Il padre fondatore, presidente, è qui con noi, ma non soltanto, abbiamo l'opportunità di parlare non solo con Romeo Tonello, ma con Arianna Tonello, amministratore delegato, ed Alessandro Jung, responsabile comunicazione e marketing. Dottoressa Tonello, suo padre ha fatto un'affermazione anche molto forte. I giovani tendono a dire: ti sei sacrificato a morte, tu, bravo, vediamo di fare cose un po' più compatibili. Innanzitutto, ci sta. Per una donna che comunque ha preparato, ha studiato, ha vissuto una famiglia del genere, che sia anche una famiglia, poi lei ha una bellissima figlia, eccetera, è un settore molto impegnativo comunque. Il settore delle costruzioni non è mai così di interazione semplice. Allora, non ti nascondo che il passaggio del testimone è impegnativo e più volte mi ha un po' confuso se prenderlo o non prenderlo, questo testimone, però sono veramente orgogliosa, nel senso che i sacrifici che hanno fatto mamma e papà di sicuro sono dei sacrifici che li abbiamo condivisi come figlia, purtroppo figlia unica, però li ho condivisi, quindi sono sempre cresciuta con l'esempio di mio papà che lavorava fino a tardi, mia mamma più gestiva la casa, ma comunque bravissima la mamma, Giuliana De Franceschi, onore al merito. Esatto, è la mente che si relaziona con tutto il mondo della finanza, dei dipendenti, diciamo quindi che mente organizzativa dietro le quinte. La prima azienda per intestata prima a mia nonna, poi a mia mamma, perché mio papà era ancora dipendente all'epoca giù a Reggio Emilia e quindi l'azienda è stata intestata alla mamma. Matriarcale, sistema matriarcale. No, vabbè, no. Comunque diciamo, quelli sono stati i valori con cui sono sempre cresciuta, quindi del sacrificio, ma sacrificio che poi ha portato delle sue soddisfazioni. Ovvio che non sono sempre stati momenti felici, momenti floridi, eccetera. Abbiamo vissuto gli anni '80 come degli anni veramente della bubbana, floridi, super. Poi c'è stata la crisi, me la ricordo ancora, quella della Tremonti, dei capannoni industriali, quindi c'è stato veramente un blocco nel settore prima un grande lancio, poi tutto quanto un blocco del settore dei prefabbricati. Non è proprio stata tutto a rose e fiori. Usciamo adesso dal 110, una situazione che ha sviluppato le aziende, ha dato veramente ossigeno, ci ha fatto sognare dei fatturati, degli utili veramente importanti e adesso ha il post 110 da difendere. E come farlo, come non farlo? Stiamo seguendo la strada di papà, cioè la strada di papà che è stata quella sempre di differenziarsi dal mercato, dalla concorrenza con delle soluzioni innovative. Esatto, noi qua vediamo alle sue spalle, per far capire anche ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando, quindi non più proporre il classico mattone e poi appiccichiamoci sopra il cappotto, ma una struttura diversa a incastro fatta di questo famoso polistirolo per semplificare. C'è una cosa, perché io sono andata a rivisitare la mia vecchia tesi, perché ho fatto la tesi sulla mia azienda quando mi sono laureata nel 1999, uno dei primi brevetti di mio papà l'abbiamo chiamato il Rex Latter, che era un mattone
di mattone, ok, che iniettato il polistirolo all'interno. Come isolante? Come isolante. E poi adesso l'evoluzione di sistemi costruttivi, anche un'impresa che tu conosci molto bene del settore l'ha utilizzato, usavano questi mattoni isolati con il polistirolo appiccicato. Già papà all'epoca, nel lontano 1996, eravamo già usciti con questo brevetto qua, che dopo l'abbiamo fatto scadere perché comunque non era il nostro settore. Comunque su quella logica lì, i mattoni che abbiamo portato noi li abbiamo importati prima, circa 20 anni fa, dal Canada, che era un sistema costruttivo innovativo che abbiamo chiacchierato la volta precedente, certo, che ti abbiamo un po' raccontato, dove hai una struttura di isolamento della casa all'interno e all'esterno, quindi hai come un doppio cappotto, un'armatura interna e con un getto di calcestruzzo. Cos'è? Diventa una casa coibentata e una casa antisismica. Il plus delle soluzioni nostre che sono state brevettate invece non è solo questa soluzione, è che facciamo una lavorazione particolare della parte esterna con delle lamelle che può accogliere 3 cm di intonaco, 2,5 cm, 3 di intonaco. E che cos'è che conferiscono alla parete esterna? Gli conferiscono una meccanica che vuol dire resistente, quindi vuol dire che non è un muro che batte a vuoto, quindi ha anche delle prestazioni acustiche, meccaniche, quindi la grandine, gli urti dei nostri bambini con la pallonata piuttosto che la bicicletta. È vero che non ci pensano, stupidaggine. Per non parlare poi della resistenza al fuoco, perché ad oggi con il nostro sistema possiamo dare una certificazione BS1 di 0. Quest'altro invece è un prodotto al quale io sono particolarmente affezionata, che è lo Spider cappotto, che è un cappotto corazzato. È un cappotto che anche lui che è stato brevettato 8 anni fa, noi vendiamo tutto un kit completo, eccetto le finiture e la pittura della casa, dove diamo quindi la meccanica, la resistenza, diciamo così, agli urti, e un test che abbiamo avvalorato 1 anno e mezzo fa con l'Università di Padova, anche una valenza sismica del sistema, diciamo così, tassellato opportunamente sulla struttura dell'edificio. Che è importantissimo. Quindi in certe zone più sismiche di altre, sì, qui noi ci seguono anche dal Friuli, per esempio, sì, potrebbe essere un qualcosa di molto interessante. Sicuramente sì, in Friuli abbiamo fatto veramente di bei cantieri, adesso ce n'è uno molto interessante in corso. Poi questo sistema, oltre ad essere il cappotto sul nuovo, può essere anche un rifacimento di un cappotto esistente, perché fissandolo con dei fissaggi particolari, ovviamente andando a vedere che tipo di cappotto c'è sotto, possiamo fare cappotto su cappotto. Quindi poi possiamo andare anche a ripristinare dei cappotti ammalorati, quindi quando magari sono fessurati, eccetera. Quindi è un prodotto che ha dei bei sviluppi, secondo me. Ecco, quando una persona vede dal di fuori che si costruisce un immobile, vi chiedo anche a lei, Presidente, e c'è il polistirolo e poi magari ci mette dentro anche il materiale, il cemento, quello che è, però dice però la parete è in polistirolo. La mia casa al 3° piano sono sul polistirolo. Lei che cosa direbbe a questo osservatore che ci sta pensando se comprarla oppure no? Mi sembra di parlare della casa di 3 porcellini. Io dico che è l'ultima, quella più forte e più resistente. Perché? Perché effettivamente il polistirolo è visto sempre come un materiale di plastica, voluto dirlo, però è così. E di aria, anche lei l'ha detto, è di aria. Noi diciamo che è un materiale di plastica ingegnerizzata, cioè è vero che si parla di plastica, ma è solo il 2% del volume del materiale, quindi niente. La gente deve imparare a conoscere questo materiale, sia dal punto di vista dell'imballo, che anche lì è denigrato in una maniera immaginabile, e poi vediamo anche perché, e sia nel settore dell'edilizia, perché il polistirolo è vero che è sensibile al fuoco, lui quel fuoco è come l'acqua santa e gli aul, non va d'accordo, però è l'unico punto debole del sistema, ne ha tantissime, costa poco, isola molto, è facile da adoperare, è pulito ed è ecologico. Dopo ce lo spiegherà. Ed è ecologico. Vogliamo adoperarlo, noi con i vigili del fuoco, non è una battaglia, ma stiamo facendo delle proposte, eccetera, perché
perché non è vero che il polistirolo non si possa adoperare nelle nuove costruzioni, nelle case, perché ha questi problemi. Perché se il polistirolo, come noi lo stiamo proponendo, è opportunamente protetto da una corazza di materiale ignifugo, quindi vuol dire intonaco, eccetera, è come un materiale isolante messo all'intercapedine di vecchie case di una volta. Una volta cosa che facevano? Facevano il muro esterno, un'intercapedine, all'interno dell'intercapedine mettevano queste lastre di polistirolo che nessuno diceva niente e poi davano su quel muro interno. Il nostro sistema dice sì è polistirolo, però è il polistirolo nel cuore, ma è un polistirolo armato, sia internamente che esternamente. Bravissimo, hai detto la parola chiave, polistirolo armato, questo è molto importante infatti, a parte che poi voi avete fatto delle prove anche ignifughe di non poco conto, siete andati anche in Francia. Adesso, siccome in Italia non c'è una normativa precisa per il fuoco e c'è una confusione incredibile non soltanto in Italia e anche in tutta Europa, ogni nazione ha creato le loro prove di omologazione all'interno del loro territorio. L'Italia, come al solito, non ha fatto niente. Ha creato delle linee guida, però non c'è una norma per cui dica veramente cosa necessita perché questo prodotto possa essere omologato o meno. E in questa confusione tutti i professionisti non sanno che pesci pigliare, di adeguarsi a una norma che non è norma, oppure comunque loro devono firmare, devono mettere la loro firma sul documento e quindi il loro impegno. Allora, perché i professionisti si possano sentire più sicuri, eccetera, è nostra intenzione, e la stiamo già progettando, un test di propagazione al fuoco in facciata in grande scala. Cioè lo facciamo in Francia, perché in Italia non è previsto. Stiamo parlando di una parete alta 8 metri in 2 piani, con finestre e portafinestre, e una parete d'angolo, con una catasta di legna di 600 kg che brucia per un'ora e mezza. Insomma, se passa quel testo lì, io dico caro professionista, mettimi la firma sicuro? Che siamo a posto, perché più di quello non so cosa darti. No, infatti ha ragione. Lei ha detto una cosa importante, che è un materiale ecocompatibile e riciclabile, quando si parla dell'utilizzo come per le cassette, anche del pesce, di quant'altro, e cioè inquinante. In realtà cosa ci sta dietro? Spieghiamo. In realtà potremmo raccontarne di ogni sull'EPS, perché il primo di tutto da sfatare è il luogo comune. Giustamente siamo al 98% d'aria, c'è un 2% di derivati del petrolio, ma non esiste in edilizia un materiale più sostenibile dell'EPS, perché è riciclabile al 100% per tutta la vita. Quindi la cosa importante, ma veramente che è un messaggio che a noi piace far arrivare alle case dei tuoi telespettatori, è proprio il fatto di dire smettiamo di pensare che il materiale sia sbagliato, ma iniziamo a pensare come poter riutilizzare il materiale. A volte ci troviamo in difficoltà perché noi da quasi 20 anni siamo piattaforma di recupero del materiale di scarto, quindi prima ancora dell'abitudine a chiamare economia circolare, dove il riciclo era fondamentale, noi lo facciamo già all'interno del nostro percorso produttivo. Noi qua vediamo un cassonetto. Ecco, proprio per evitare queste situazioni. Allora, so che fa sorridere, non è una bellissima immagine, ma è rappresentativa di come noi demonizziamo certi materiali semplicemente perché a volte andiamo in difficoltà con alcuni comuni che non hanno piacere di fare la raccolta differenziata dell'EPS. E dove si butta? Nella plastica, nell'indistinto? Allora, anche qui fa sorridere perché ogni comune ha i propri protocolli. Noi inviteremo a conferirlo a Rexpol, nel senso che il materiale riportato in azienda riusciamo a dargli una seconda, terza, quarta vita, n vite. Invece nel cassonetto termovalorizzatore è semplicemente il modo per cui i comuni, in maniera pratica per loro e a volte anche per motivi di budget, gestiscono questo tipo di materiale. Il messaggio che però passa all'utente finale è che l'EPS sia un materiale da termovalorizzare, invece no, è un materiale a cui dare la seconda vita. Lo abbiamo visto anche con le nuove normative sui decreti fiscali, dove è stato detto se vuoi
avere l'accesso ai bonus fiscali deve avere un materiale con una percentuale di riciclato importante. Quindi capiamo che anche i legislatori, nonostante quello che appunto diceva il signor Tonello del fatto che molte volte ci sono dei vuoti normativi vergognosi, in altri invece c'è un passaggio virtuoso verso l'utilizzo dei materiali che oggettivamente non devono finire in discarica, ma devono essere recuperati, e noi come piattaforma di recupero li recuperiamo, e grazie a questo e grazie a un'attenta politica del rispetto ambientale anche nei processi produttivi, noi siamo riusciti a ottenere quasi 10 anni fa l'etichetta ambientale EPD, che è un'etichetta ambientale che viene certificata da un ente terzo che viene in azienda annualmente a verificare come di anno in anno abbiamo migliorato il modo di produrre i materiali per impattare sempre di meno. Quindi se già adesso l'EPS prende il mercato circa del 92-93% dei cappotti in Italia è fatto in EPS, aggiungiamoci il fatto che devono essere fatti con materiale riciclato. È importantissimo. Dottoressa, perché siamo verso la chiusura, traguardi importanti, ci sono dei nuovi sviluppi, c'è qualcosa di nuovo, a parte che poi avremo occasione di parlarne ancora, step by step, perché ogni questione, ogni prodotto richiede del tempo di comprensione. Traguardi importanti, papà mi insegna che ogni punto che raggiungo è una nuova partenza per un altro punto, quindi non si arriva mai, quindi diciamo un po' l'ambizione che abbiamo è un po' di fare cultura con i sistemi costruttivi, con le tecnologie di Rexpol. Rexpol oggi si proporrà sul mercato con un sistema a casa dalle fondamenta al tetto, continuiamo a dire, quindi questo è un po' il nostro progetto, il nostro sviluppo da qua il prossimo decennio. Diciamo. Quindi anche i tetti, quindi questo è importante. Sì. Quindi una collaborazione anche a livello nostro interno in azienda, stiamo facendo anche dei cambiamenti, quindi una struttura organizzativa con dei ragazzi, delle ragazze più tecniche, quindi da essere di supporto al progettista piuttosto che all'impresa, quindi un po' alla volta compatibilmente, se in passi giusti riesce a proseguire. Il settore dell'edilizia, dei costruttori, è pronto a questi passaggi? Perché lo diciamo sempre, cioè, ci sono molti che si portano il retaggio del mattoncino e poi tacco il cappotto. Allora, ci sono già dei visionari e delle persone che sono già avanti e che queste stanno anche facendo cultura ad altri loro colleghi. E un po' alla volta, diciamo, c'è anche il ricambio della generazione, no? Anche lì, quindi ci sono dei ragazzi di nuove opportunità che vedono questi, li cercano di vedere, fanno un po' da testimonianza. Avete percepito che c'è questo? Secondo me sì, c'è del movimento, c'è del fermento in atto, anche perché diciamo sono dei sistemi costruttivi veloci da posare, un po' più economici, secondo me riescono ad adattarsi bene alle situazioni. Sì, poi noi come azienda vorremmo dare un supporto più, ingegnerizzare anche di più le pose da parte loro, per tutto un progetto che stiamo sviluppando. Quindi è molto interessante. Domanda finale, chiedo a lei come direttore, visto che si occupa molto dell'esternale, conosce benissimo anche questi prodotti, per un compratore, un potenziale interessato che dice ma questo mi interessa, vorrei far sì, cioè, che la mia casa fosse fatta anche con Rexpol, perché no? È possibile, cioè la scelta viene da parte del costruttore, però bisogna che il potenziale acquirente crei questo trade union? Diciamo che il ruolo nostro fondamentale è quello di tenere i convegni e webinar che facciamo su Base Italia e sfruttare tutti gli strumenti affinché prima di tutto il progettista conosca queste tecnologie, perché se il progettista le conosce può comunque presentarle sia al costruttore che all'utente finale. Utilizzando tutti i vari mezzi noi adesso stiamo facendo una politica anche un po' diversa, cioè arrivando diciamo così, dalla famosa signora Maria, cioè far capire alla signora Maria che abbiamo tecnologie che permettono di non dover rifare la facciata perché la grandine l'ha rovinata, piuttosto che avere un tetto isolato in maniera corretta o un edificio sismo resistente, che vuol dire c'è un terremoto, ballo ma posso ritornare dentro a viverci, vuol dire tanto rispetto a altre tecnologie che invece poi ti richiedono comunque investimenti importanti, cioè ti hanno salvato la vita ma comunque poi devi reinserire denaro per adeguare queste abitazioni. Quindi magari vedere quando vengono applicati questi prodotti ci sia scritta Rexpol da qualche parte. Questa è la cosa che ci piacerebbe tanto ovviamente, per cui tutti quanti noi siamo... E sappiamo di cosa stiamo parlando. Esatto. Allora, benissimo. Sì. Grazie direttore, grazie a lei, naturalmente ci vedremo ancora. Presidente, io spero che lei possa venire ancora da noi a visitarci in studio e quindi comunque la ringraziamo della sua presenza, della bellissima storia, una storia di famiglia tra l'altro. E porti anche saluti naturalmente alla signora Giuliana, giusto? Che lavora indefessamente dietro le quinte, ma
ma c'è ed è una cosa anche molto importante. A voi cari telespettatori invito a rivedere poi la puntata su YouTube, sul web eccetera, ma restare qui con noi perché non finisce qui. Altre interviste, altri approfondimenti, ma i nostri ospiti li lasciamo andare. Grazie. Grazie. Tra poco. Arrivederci. Grazie. Grazie. Cari telespettatori, siamo ritornati insieme, come vi avevo anticipato parliamo di un altro tema molto importante, di stretta attualità, fa caldino, anche se piove ogni tanto la situazione è la siccità, parleremo di risalita del cuneo salino, parleremo di crisi del settore agricolo in generale. Per affrontare queste tematiche e capire anche le possibili soluzioni che possono essere prospettate, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il presidente di Confagricoltura Veneto, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi. Grazie Presidente di essere qui. Grazie a lei, grazie per l'invito. Che si occupa direttamente di agricoltura, settore seminativi, noci, vitivinicolo, insomma un po' tutti questi sono gli ambiti che tra l'altro in questo periodo sono particolarmente esposti, molto esposti. Allora, spieghiamo ai nostri telespettatori innanzitutto come mai questa situazione è particolarmente siccitosa, perché chi non è addetto all'agricoltura, ci sono moltissimi del settore agricolo per cui lo sanno benissimo, però altri dicono eppure è piovuto, piove, ci sono precipitazioni, è stato nella zona del Trevigiano molto abbondanti e catastrofiche, però il terreno sembra avere ancora sete. Cosa c'è? Qual è il problema? Diciamo che intanto la nostra regione è molto grande, per cui non in tutte le zone ha piovuto nello stesso modo. Abbiamo alcune aree che sicuramente hanno avuto più piovosità rispetto a altre. Però c'è da dire che il grosso cambiamento che è avvenuto in questi giorni è intanto queste ondate di calore che vediamo tutti i giorni e che discutiamo con una temperatura veramente al di sopra della media in maniera prolungata e soprattutto in maniera anticipata rispetto agli anni passati, nel senso che già da maggio abbiamo visto questo aumento delle temperature consistente rispetto alle medie e questo ha determinato un anticipo dello stress delle piante che non sono abituate ovviamente a queste temperature così alte e che quindi acuisce il problema, perché noi in fondo siamo ancora a metà luglio e abbiamo già subito 2 eventi di calore molto importanti e prolungati, siamo in mezzo al terzo e quindi questo un po' preoccupa onestamente. Poi ci sono alcune province della nostra regione che soffrono più degli altri, come per esempio la zona di Rovigo, perché tutto il delta del Po, tutto quello che pensavano di poter prendere dal Po, si è improvvisamente ridotto in maniera anche molto drastica, improvvisamente, perché dalla parte delle regioni a monte del fiume, quindi in particolare Lombardia e Piemonte, si è deciso di ridurre i quantitativi di acqua apportati nel Po e ha avuto come effetto una risalita del cuneo salino importantissima e anche anticipata rispetto agli passati anni. Cioè sembra che il mare sia entrato per 20 km addirittura? Sì, per più di 20 km, perché il tema è che se non arriva un quantitativo di acqua sufficiente, a un certo punto il mare, siccome c'è un livello molto basso, comincia a entrare nel sistema e di fatto risale piano piano all'interno, decretando l'impossibilità di poter irrigare i terreni tutto intorno, perché ormai la componente salina è talmente elevata che farebbe più danno che una soluzione. E il tempo che se quest'acqua non torna a fluire nel Po continua a peggiorare la situazione. Quello che noi abbiamo evidenziato, che poi abbiamo sentito anche i vari assessori competenti nel caso, che si sono dimostrati anche molto sensibili sul tema, tra cui quello all'agricoltura e quello all'ambiente, abbiamo detto ma com'è possibile che in base a delle previsioni di siccità a monte vengano chiuse tutti gli affluenti del Po ridotte drasticamente? Lei ha detto una cosa importantissima da comprendere. La regione limitrofa, la Lombardia in modo particolare, non so se anche il Trentino o meno, hanno preso dei provvedimenti che vanno a penalizzare a valle del Po altre regioni, nella fattispecie il Veneto. Non c'è dubbio. È possibile questo, visto che poi è inutile che stiamo parlando di regionalismi, l'agricoltura è un bene nazionale e non prescinde dai confini, questo risulta difficile da comprendere
Sì, anche per noi in realtà l'abbiamo un po' scoperto quest'anno in modo particolare, nel senso che uno presuppone che ci siano dei programmi di attuazione in caso di emergenza che determinano poi alcune scelte fatte a monte dalle varie regioni, e ricordo Piemonte e Lombardia nello stesso modo in particolare. In realtà non si è capito bene perché nessuno è stato preavvisato di queste decisioni così drastiche, tanto è vero che il livello del Po è improvvisamente calato in maniera importantissima. Si presuppone, ovviamente le due regioni hanno detto intanto cominciamo a salvaguardare i nostri bacini idrici, sappiamo che c'è un andamento siccitoso per cui cominciamo a ridurre, ma il fatto che se non è programmata questa scelta penalizza fortemente ovviamente il Veneto e in modo particolare il delta del Po, perché ovviamente ne subisce tutte le conseguenze. Quindi il Veneto viene chiamato a essere pronto nei momenti di grandi alluvioni, a cercare di far defluire tutta l'acqua, ed è giusto che sia così. Nello stesso modo è impossibile che non ci sia una progettazione, una concertazione condivisa su queste scelte nel momento invece in cui l'acqua manca. Poi si possono fare mille considerazioni anche sul fatto che non manchino dei progetti o non siano stati attuati meglio dei progetti per cercare di mantenere meglio l'acqua al nostro interno, all'interno dei bacini, sia in Lombardia che Piemonte che in Veneto, che in fondo parlare di mancanza di acqua in Veneto o comunque nell'Italia settentrionale è un po' strano, perché ci sono paesi che adorerebbero avere la nostra piovosità. Infatti è questo, sì. esatto. No, perché parlando appunto con persone anche di altre nazionalità molto più esposte, non riescono a capacitarsi di come ci troviamo in questa situazione effettivamente. E perché siccome da anni che ormai si dice c'è il cambiamento climatico, ci sono queste ondate di grande calore, di siccità eccetera, delle raccolte d'acqua, degli invasi. Sì, banalmente basterebbe anche cercare, lo dico banalmente perché l'idea non è difficile, in realtà sono i costi conseguenti che sono elevati. Ovviamente sto parlando in Veneto, i nostri laghi che sono i bacini più importanti di risorse idriche dovrebbero essere un po' di nuovo scavati per cercare di ripristinare quella capacità che avevano una volta e che poi piano piano nel corso degli anni ovviamente si sono riempiti di sedimenti eccetera. È ovvio che fare questo tipo di attività è costoso, però bisogna assolutamente programmarlo, non lo possiamo più rinviare. In fondo tutto il PNRR di cui abbiamo tanto parlato in questi ultimi anni, che doveva essere una soluzione anche per i nostri sistemi, per cercare di fare queste opere infrastrutturali importantissime, non solo per l'agricoltura, valgono anche per l'uomo, quindi anche per la potabilità dell'acqua e ovviamente anche per il turismo adesso collegato, risentono in maniera drastica di questi avvenimenti e abbiamo forse perso un'occasione per cercare di farvi fronte. Adesso il tema è riportare all'attenzione questi temi e cercare di trovare delle soluzioni prima a breve e poi nel lungo termine, perché altrimenti non si possono ottenere dei risultati, per cercare che questi casi non si ripresentino con questa frequenza. Assolutamente. Ecco, per quanto riguarda le grandi estensioni di coltivazione che ne risentono maggiormente, lei sta proprio parlando appunto verso la foce del Po, è possibile porre rimedio oppure si brucia proprio il terreno, si bruciano i seminativi con delle ripercussioni? Cioè, che cosa dovrebbe essere fatto nell'immediato? Noi lavoriamo sempre nell'emergenza. Sì, no, certo. Però bisogna trovare delle soluzioni. La prima nell'emergenza era quella che abbiamo chiesto anche agli assessori come Bonda e Venturini di intervenire nel cercare di ripristinare un po' di acqua nel Po, il che significa una certa metratura. E questo va trattando in maniera anche personale, che sembra assurdo con le altre regioni, per cercare, e in parte ci sono riusciti ma forse in maniera non sufficiente, perché se noi riportiamo un certo livello nell'acqua del Po il cuneo salino tende a scendere e si può prelevare un po' di acqua per l'irrigazione, perché le nostre piante, qualsiasi coltivazione essa sia, se non trova un po' di irrigazione ogni 10 giorni tende a andare in stress dal quale non recupera poi alla fine. Quindi il nostro terreno poi alla fine, dipende anche dalle varie tipologie di terreni che ci sono, non riescono più a rilasciare umidità, le piante alla fine si riducono anche la loro capacità di sviluppare e di produrre insomma quello che hanno. Io sto pensando alle noci che lei faceva riferimento, ci sono alcuni noceti
che hanno già perso la produzione, perché di fatto non già persa, non c'è niente da fare. Anche se la raccolta... va a finire che le noci sono piccolissime perché non hanno avuto irrigazione nel momento giusto, questo è il momento un po' più importante anche per le quali altre produzioni sono? Ma lo stesso mais, il mais ha bisogno di acqua, ogni 10 giorni avrebbe bisogno di acqua, ma se io non posso neanche irrigare perché non posso prelevare l'acqua perché c'è un tenore alcalino di sale eccessivo, farebbe solo un danno, le farebbe morire in questo caso, e quindi la pianta comincia ad andare in stress, lavora meno, le pannocchie che produrrà saranno più piccole, in alcuni casi anche non verranno per niente, e via via per qualsiasi tipo di cultura, che sia essa grano, però il grano ormai l'abbiamo raccolto, ma nella soia abbiamo un tema analogo. E poi c'è il settore vitivinicolo, l'ortofrutta e tutto quello che gli va dietro. In alcuni paesi stanno provvedendo alla desalinizzazione, quindi con delle procedure, sì, è vero, sono costose, sono complesse, però se ti prendi per tempo poi riesci a ottenere dei risultati, e stanno cambiando degli asset importanti del territorio. Sì. È ipotizzabile cambiamento climatico con riscontrato. Noi abbiamo questo vantaggio, noi l'acqua l'abbiamo rispetto ad altri paesi che invece non ce l'hanno per niente, quindi devono inventarsi mille altre alternative, tra cui dissalatori, che però per noi sarebbero veramente un impegno economico importantissimo. Quello che noi invece abbiamo è l'acqua, il fatto di gestirla, di poterla trattenere, di poter evitare di fare quelle opere che evitino al mare di rientrare all'interno del nostro territorio. Sono opere importanti, ma sono progettabili, attuabili, bisogna programmarle perché ovviamente da un anno all'altro non si può risolvere il problema, ma ci sono tutta una serie di opere che nel breve possono essere messe in cantiere, valgono sempre ovviamente milioni perché come ci muoviamo c'è sempre quello di mezzo, ma poi progressivamente si possono trovare delle soluzioni prima per il cuneo salino e poi parallelamente anche per trattenere nei nostri bacini maggiori quantitativi che possono essere rilasciati poi durante l'estate. Credo che mediamente i nostri bacini, e sto parlando del Veneto, abbiano una capacità decisamente ridotta rispetto a quella che era la possibilità iniziale. Normale che avvenga così perché ovviamente i sedimenti si depositano, però credo che rispetto alle capacità potenziali abbiamo un terzo di disponibilità effettiva, quindi tanto meno, ci sono grandi possibilità di miglioramento. Voi avete ipotizzato, questo come strategia, la nomina di un commissario straordinario con dei poteri quindi che esulano da quelle delle sue normali competenze. Sì, perché l'intento qual è? Ma no, l'intento è perché ci siamo meravigliati che in una situazione del genere la decisione di 2 regioni andasse a scapito di un'altra in maniera così improvvisa, quantomeno. In realtà c'è un'autorità di bacino che lavora, un'autorità molto complessa che raggruppa tutti gli enti del settore, dalle regioni ai ministeri, in realtà è tutto sotto il Ministero dell'Ambiente, dei Trasporti, e le varie bacini locali più i consorzi di bonifica, c'è tanti soggetti all'interno. Ho l'impressione che questa complessità nella decisione determini poi anche queste scelte qualche volta così improvvise che fatichiamo onestamente a comprendere. Quindi diciamo che l'autorità ci sarebbe, il problema è che il coordinamento di questi numerosissimi enti e la gestione di un fiume molto lungo e complesso determini poi un'inefficienza di base. Ecco, soprattutto perché quello che non ci si riesce a spiegare è che secondo me questi episodi continuano a ripetersi ogni anno, sostanzialmente. Poi abbiamo le grandi alluvioni, acqua e altrettanti danni. È necessario un coordinamento, un intervento, o perlomeno che una percentuale di acqua calcolata possa transitare per evitare poi situazioni... Noi abbiamo bisogno di un minimo del flusso del fiume che continui e sia permanente durante tutto l'anno. Ma com'è che viene sbarrato? Cioè, si parla di Ponte Lago Scuro, cos'è questa? Ma no, il problema è che ci sono tanti prelievi lungo il percorso, molti secondo me anche non perfettamente conosciuti dalla stessa autorità, e poi anche quello che viene rilasciato nei vari affluenti del Po. Alla fine, se io li riduco, li contengo in maniera molto drastica, alla fine il fiume ne risente in maniera così forte. Il fiume è un sistema molto delicato che deve poter avere una sua evoluzione molto tranquilla, viceversa decisioni di sbarramento di questi deflussi di acqua
dai vari fiumi più importanti diventa poi un grande problema. E allora il suggerimento dice: noi vorremmo qualcuno che potesse decidere e programmare anche questi eventi, che non diventino più un'emergenza così improvvisa, perché ormai dobbiamo confrontarci con questa realtà. Allora, che sia l'autorità di bacino, ma che sia messa in grado di poter operare in maniera coordinata e di poter imporre anche quelle che sono le scelte condivise a monte, quindi in maniera preventiva, in modo tale che si dice: guarda, capitano 8 giorni di siccità, io programmo che ci sia una riduzione programmata di tutto il sistema, ma non in questo modo. Ecco. A livello nazionale qual è la situazione? Vi siete confrontati con altre regioni? Tante volte si parlava del sud Italia che soffre maggiormente, periodicamente di questo, ma sono anche più abituati o forse hanno anche delle produzioni agricole che si sono maggiormente adattate, non lo so, ci spieghi? No, sì, sicuramente anche a livello italiano la situazione è molto difforme. Devo dire la verità che ci sono alcune regioni, alcune aree del sud che si sono organizzate, perché per loro la siccità era un problema endemico strutturale, per cui hanno compiuto anche grandi opere infrastrutturali. Non in tutta l'Italia, ci sono alcune aree che soffrono ancora tantissimo, infatti anche le produzioni di grano duro per esempio al sud risentono di questa siccità prolungata, però alcune aree si sono organizzate. Noi che avremo tutte le risorse per non soffrire, perché noi dobbiamo dire questo, in realtà non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il nostro compito è ancora ampio, lo dobbiamo affrontare. Noi abbiamo la fortuna di avere l'acqua e questo è il tema fondamentale. Quindi l'acqua ci sarebbe, perché quando viene appalesato il rischio che anche lo scopo idrico umano, non tanto irriguo, ci possono essere delle contrazioni, delle restrizioni, lei dice in realtà l'acqua c'è. Ma sì, perché l'emergenza poi decretata anche dal Presidente della Regione Stefani nasce anche da questa esigenza, dice siccome l'acqua comincia a ridursi in maniera così cospicua, comincia a dire ma cominciamo a non sprecarla, non usiamola se non per uso ovviamente umano che è il prioritario. Ma non dobbiamo arrivare a questo punto, con i livelli di piovosità che abbiamo noi oggi francamente non è sostenibile, ecco, questo tema. L'acqua che dovrebbe venire, che verrà periodicamente e a volte anche in modo molto importante, provoca danni, ma i danni che provoca sono dovuti a che cosa? Che è troppa in troppo poco tempo, ma ormai non lo sappiamo. Cioè, ormai addirittura abbiamo la previsione, si sa il giorno quasi esatto in cui arriverà questa mega perturbazione e quindi quello che lascia sconvolti è di dire sempre trovarsi impreparati, no? No, sì, da alcuni eventi atmosferici c'è poco da fare, noi possiamo prevederli, ma ci sono poche cose da fare, salvo il fatto che in alcune aree possiamo comunque contenere i danni, perché ovviamente se mi arriva 100 mm in poche ore la gestione è veramente complicata, l'abbiamo vista anche in altre regioni molto più sensibili come l'Emilia Romagna in alcuni casi, ma noi in Veneto se teniamo i nostri canali puliti, se teniamo i nostri bacini di laminazione correttamente mantenuti eccetera, i nostri fiumi sono in grado poi di portare via l'acqua in eccesso, certo quando capitano certi fenomeni così violenti diventa difficile la gestione, però diciamo che quelli ci potranno sempre essere, ma se noi operiamo in maniera corretta lungo tutto l'anno e nel corso degli anni, gran parte di questi danni possono essere contenuti e sostenibili. Ecco. L'altra cosa che a voi lascia interdetti è il fatto che non ci sia una gestione unica, è vero? A livello nazionale. Sì, ma poi noi guardiamo un po' come Veneto, ci guardiamo anche la nostra realtà, per cui c'è ovviamente il Ministero dell'Ambiente che ha tutta una supervisione delle cose. Però la competenza è regionale di fatto. C'è una forte competenza regionale che interviene, per cui a noi ci basterebbe avere un coordinamento forte a livello regionale per quanto ci riguarda. Il fatto che non possiamo più essere sorpresi da questi eventi, deve essere tutto programmato in caso di eventi di particolare calore, prolungato eccetera, deve essere tutto possibile da gestire in maniera tranquilla, coordinata, senza sorprese, perché poi quando prendiamo queste misure così draconiane per alcuni aspetti poi causiamo molti più danni di quelli che dovrebbero. Assolutamente sì. In generale il settore che lei rappresenta, che è molto importante, come sta andando?
Rispetto a tanti interventi anche normativi che sono avvenuti, il periodo che stiamo affrontando, prima si parlava del discorso dell'Ucraina, adesso non se ne parla più, quindi chi ci segue dice ma che cosa è cambiato sostanzialmente? No, il nostro settore subisce molto di questi eventi internazionali, questo andamento sui mercati, questi stress sui rapporti internazionali. La guerra in Ucraina ha determinato tutta una serie di conseguenze sui prezzi delle nostre derrate anche importanti. L'Ucraina, per esempio, è una grandissima produttrice agricola da questo punto di vista. Era? Lo è tuttora, rimane a livello anche per l'Europa un concorrente in questa fase qua importantissimo. Nel momento in cui dovesse entrare in Europa dovremmo rivedere tutte le nostre politiche agricole e comunitarie, rimane comunque una risorsa importante nel sistema, ma determina tutta una serie di produzioni che, se scaricate sull'Europa dell'Est invece che come era nel passato su altri mercati, determina poi un abbassamento dei prezzi delle derrate agricole. Sto parlando di mais, soia e grano, che poi ci porta anche al di sotto dei nostri costi di produzione, con tutta una serie di conseguenze nei nostri casi. Invece per quel che riguarda i fertilizzanti, che sono bloccati... I fertilizzanti sono bloccati a causa dalla parte opposta del nostro mondo, con lo stretto di Hormuz, con questo veramente inaspettato... Quindi sono ancora bloccati? No, il problema dei nostri fertilizzanti è che sono aumentati in maniera esponenziale nei mesi passati, nel momento in cui noi avevamo come agricoltori bisogno dei fertilizzanti per poter produrre, e quindi ci siamo tutti dovuti comunque approvvigionare a costi doppi rispetto all'anno scorso, in un sistema che è molto fragile, ha determinato tutta una serie di aumento di costi importantissimo. Adesso col calore che abbiamo, con queste problematiche che vediamo avanti, vediamo diminuire anche le nostre rese in campo, l'abbiamo già visto col grano tenero, in parte col grano duro in altre regioni, per cui per noi ci si prospetta un'annata molto complicata da questo punto di vista. Traduciamo una parola complicata per chi ci segue e anche per chi è del settore, magari anche in ambiti... Sì, forse è un po' un eufemismo, in realtà quando i tuoi ricavi sono inferiori ai costi che devi sostenere per produrre quell'anno, tu significa che in questo momento non stai andando sotto, sei sotto costo, è un problema. È un grande problema, perché poi noi abbiamo una superficie nella nostra regione a seminativo importantissima e bisogna trovare delle nuove soluzioni. Di questo ne stiamo parlando anche con la regione, con l'assessorato competente, perché all'interno della nuova politica agricola comunitaria dobbiamo trovare un'attenzione particolare per queste grandi superfici che abbiamo nella nostra regione, che però oggi come oggi sono un costo per gli agricoltori. Cioè non diventano più un'opportunità di reddito. Anche le grandi superfici sono un costo. Sono un costo, questo glielo posso assicurare. Quest'anno diventa un grande problema. Allora, in agricoltura si dice sempre che gli agricoltori si lamentano. Io non sono per questa, ci sono alcuni settori che magari vanno molto meglio, possono andare meglio, il settore vitivinicolo in alcune aree, io provengo dalla provincia di Treviso, per cui non posso lamentarmi da questo punto di vista, però devo dire la verità che quest'anno sui seminativi è un problema veramente importante, perché l'alternativa è quella di non coltivare il terreno, che è una realtà, perché un anno si può resistere, il secondo comincia ad andare in difficoltà e poi alla fine dici va bene, allora lascio così e aspetto tempi migliori. E la conseguenza quale sarebbe? C'è tutta una filiera conseguente di prodotto italiano che viene mandato alla zootecnia, che viene mandato, e significa anche i terzisti che si occupano anche della raccolta, che vanno in difficoltà. C'è un sistema che viene messo in crisi. Ecco, lei non se ne occupa direttamente, però comunque li rappresenta, il settore della zootecnia che ha bisogno, è energivoro, ma ha bisogno anche di acqua, certo. Acqua anche di una certa qualità. È stato in sofferenza perché il valore, si è concordato il valore del latte, certo, con un certo momento, però è stato anche in sofferenza per le produzioni e per l'arrivo del latte non nostrano. Esatto. Sì. Adesso qual è la situazione? Siete soddisfatti di quello che è stato ottenuto? Può salvare la filiera? No, il prezzo concordato a livello nazionale sulle quantitativi dell'anno scorso sarebbe tutto sommato sostenibile. Il problema è su tutte le eccedenze rispetto all'anno scorso, che invece vengono valutate a un prezzo dimezzato,
Questo può, nel senso che le grandi case trasformatrici dicono ma questo quantitativo io te lo garantisco a questo prezzo, che sarebbe tutto sommato concordato e valido. Cos'è 50, 52 centesimi, quello che sia. Ah, quindi l'eccedenza rientra... Però tutta quella che viene in più io te la pago la metà, se va bene, il che significa che poi ci sarà tutta una ricaduta a ribasso anche su tutto il resto. Quindi ci sono un po' di luce e un po' di ombre, non è tutto definito, non era la soluzione secondo me migliore, o almeno quello che abbiamo detto come associazioni, è un passo avanti, ma insomma ci sono delle gravi criticità ancora nel sistema. Si pensava, non avendo, che tutto fosse risolto con questo tipo di provvedimenti, invece ancora no, si è ancora in alto mare. Il discorso della filiera, arriviamo anche a questo che è importantissimo, perché poi al consumatore finale arriva una rendicontazione importante e quindi tante volte c'è la concorrenza con prodotti esteri. Sì, questa benedetta filiera, possibile che non si riesca ad accorciare, a far sì che ci sia un guadagno maggiore per chi si occupa di agricoltura a livelli grandi ma anche a livelli più piccoli, perché l'Italia è fatta proprio di questa tipicità, e poi il consumatore possa permettersi di prendere il prodotto nostrano, perché la cosa assurda è che da noi, contrariamente ad altri paesi dell'Europa, il prodotto nostrano è veramente caro. Sì, in realtà noi abbiamo tutta una serie di regole interne che ci dicono che se noi vogliamo produrre in un certo modo dobbiamo seguire regole molto precise, quindi possiamo usare alcuni prodotti, altri no, in maniera corretta anche per la sostenibilità ambientale. Questo non vale in tutti i paesi, non vale in tutti i paesi dell'Europa, ma soprattutto non vale fuori dall'Europa. Per cui se io ho una serie di regole sull'utilizzo di fertilizzanti, che non posso utilizzare, o prodotti fitofarmaci, alcuni sì e altri no, corretti, in altri paesi non ce l'hanno, è certo che questo ti mette in una posizione di non concorrenza. E poi ci sono tutta una serie di regole anche sul lavoro, ovviamente, che dobbiamo rispettare, che non è detto che siano le stesse che usano all'estero. Noi quello che diamo molto spesso è reciprocità, che è un termine nel senso che le regole che valgono a noi devono valere anche per i prodotti che importiamo. Il discorso del Mercosur. Il discorso del Mercosur, eccetera. Allora il concetto è condivisibilissimo, sono io che lo proponiamo e ovviamente vorremmo quello, è di difficile attuazione, questo mi rendo conto, perché poter dire guarda tu puoi importare prodotti in Europa ma solo se segui le nostre regole anche da te, diciamo è un bello spiccio ma non è facilissimo da raggiungere, ecco, questo ce lo dobbiamo dire. Però sarebbe questo, per avere un tipo di concorrenza leale e anche per poter dire guarda se noi abbiamo un costo di produzione 100 e tu mi riesci a portare un prodotto a 70 dall'estero, evidentemente abbiamo dei temi differenti perché c'è anche il costo di trasporto. Dove sta la differenza di tutto questo? E allora molto spesso sono le regole, noi abbiamo dei principi attivi che non possiamo utilizzare, che all'estero invece vengono utilizzati. Ma questi principi attivi che noi non possiamo utilizzare perché sono dannosi alla salute, ma se sono dannosi alla salute facciamo entrare dei prodotti dove sono utilizzati e quindi c'è ugualmente il danno alla salute. Quello che noi dice, ma se entri nell'Unione Europea, entri in Italia, queste sono le regole, questo non dovrebbe venire, no? Sì, nel senso che noi con i controlli che dobbiamo fare, sia alla frontiera, ma insomma nel momento in cui queste derrate arrivano, io devo quantomeno riscontrare che non ci siano residui. Okay? Però fare questo tipo di controlli non è sempre facilissimo, in alcuni casi si fa e effettivamente non si riscontrano, però nella gran massa di derrate che arrivano non è sempre facile poter controllare tutto quanto. Noi adesso non sto dicendo che tutto quello che viene da fuori sia per forza abbia un problema per la nostra salute, anzi tutt'altro, probabilmente è controllato e quindi siamo a posto, però diciamo che partire dalle stesse regole sarebbe importante. Chiaro. Che cosa si sentirebbe di chiedere in rappresentanza del settore, in modo anche importante, come Confagricoltura all'Europa? All'Europa, adesso in Europa abbiamo cambiato un po' il nostro orientamento rispetto al cosiddetto Green Deal, cioè tutto che era visto in funzione solo o unicamente dell'ambiente in maniera molto forte, con degli obiettivi molto ambiziosi che però di fatto hanno messo in crisi un po' il sistema, perché quando tu chiedi di ottenere certi risultati, il non utilizzo di fitofarmaci in assoluto significa decretare la fine dell'agricoltura non solo italiana ma
ma europea. Allora, sono quelle cose eccessive, noi dobbiamo continuare a investire nella ricerca, dobbiamo avere dalla scienza ovviamente tutte le opportunità per trovare nuove soluzioni, e ci sono assolutamente, sono alla portata di mano, dobbiamo accelerare in questo, e all'Europa chiediamo esattamente questo, di autorizzare queste nuove tecniche scientifiche che possono essere messe a disposizione dell'agricoltura. Presidente, grazie, è stato completo, esaustivo, io la ringrazio tantissimo, Presidente Confagricoltura Veneto, Gian Giacomo Gallarati Scotti Bonaldi, di essere stato qui con noi, le auguriamo un buon lavoro, in bocca al lupo anche per l'attività naturalmente. A voi cari telespettatori, congedandoci dal nostro ospite, auguro un buon proseguimento naturalmente di serata, rivedete la puntata su YouTube e sul web e ci vediamo presto.